Siamo in live. Allora, apriamo la chat, vediamo se c'è qualcuno. Ok, non ci dovrebbe essere ancora nessuno. Apri chat in una nuova finestra. Ok. Allora, vediamo se si palesa qualcuno. L'avevo promessa. Volevo cominciarla prima, però c'ho avuto qualche contrattempo. Vediamo un po' se c'è qualcuno. Mi dice c'è una persona. Persona, palesati. Dai, 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 dai. Una persona. Mi pare strano, però. Oh, vabbè. Ciao Don Miguel. Ciao Luciano. Ciao Sapi. Ciao ragazzi. Oh, siete arrivati finalmente. Come state, raga? Pronto per un Cagliari? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Prontissimo. Che mi dite, ragazzuoli? Cosa mi raccontate? Tutto bene e forza Cagliari, quello sempre. L'importante è che stai bene, Luciano. L'importante è sempre sta bene. Vedremo quanto durerà sta live. L'ho cominciata che so ai 5:30 praticamente. Non so, penso che durerà massimo un'oretta e mezza o un'oretta, mo vedremo. Ciao Pietro, come stai? Tutto a posto? Scusate se magari rispondo guardando così, ma è perché di qua sul secondo schermo c'ho la chat, quindi. Uè, Peppo! Beh, sto scrivendo un pezzo rap, vorrei citarti in una rima, ma vorrei sapere che pensi. Addirittura, grazie, Don Miguel. Se rimaniamo, non parliamo prima, non parliamo prima, parliamo dopo. Prima non parliamo. E questa è la partita che sento di più al mondo, quindi evitiamo di fare pronostici, di che vinciamo, anche di che perdiamo. Non dico niente. Come va? Va? Mamma mia, Peppo. Mamma mia, Peppo. Sto bene, Miro, grazie. Stavo studiando, ma mi è arrivata la feed della tua live. Che fai? Te ne privi? Grande, grande. Voto di Barella ieri, non ho visto l'Inter. A me di Barella proprio. Io non lo conosco più, sinceramente. Ripeto, dopo che un giocatore se ne va dal Cagliari, per me non esiste più. Quindi, non. Sinceramente, se ha giocato bene o male, a me me ne può fregare di meno.
Poi da quello che so, dicono tutti che l'Inter ha giocato bene, quindi non saprei dirti. So solo che ha perso. So che il Napoli di Peppone ha pareggiato col Genk. E per il resto non mi ricordo nemmeno l'altri risultati. Se non mi ricordo male, il Valencia ha perso. No, tipo. Mi sto guardando una live del mio youtuber preferito. Il tuo youtuber è muto e dorme come un ghiro. Carino. Io gioco a FIFA, giustamente. Vorrei tanto giocarci anch'io. Mi piacerebbe. Ho cominciato una carriera su FIFA 15. Ciao Nikita, ciao Max. Notizie di Despota, non ne ho idea di cosa stia facendo con lo Sturm Graz. Non ne ho veramente idea. Tra l'altro Despota è nato il mio stesso giorno, il mio stesso mese e il mio stesso anno. Siamo coetanei, proprio precisi precisi, io e Kirill. Però cazzo, c'ho una voglia di cominciare una carriera o su FIFA 20, però non ho la Play 4 e né tantomeno FIFA 20, e per la Play 3 non lo fanno, e non ho nemmeno Football Manager perché esce a gennaio, sia a gennaio e a novembre. Vorrei fare una carriera con sto Cagliari perché voglio spaccare il mondo con sto Cagliari. Però cazzo, la vorrei fare su FIFA 20 perché FIFA mi costa di più giocarci, però purtroppo. Ma avrei la sciarpa del Cagliari allo stadio. Non so se porterò la sciarpa, però sicuramente avrò la giacchettina quella dorata. Perché mi serve qualcosa per far riconoscere che so effettivamente del Cagliari per entrare poi nel settore ospiti. Quindi ci deve avere una prova inconfutabile oltre a canale, al canale YouTube che sono un tifoso del Cagliari. Ho perso la bolletta per un gol del Cagliari, che amarezza. Eh, non te gioca più il Cagliari, semplice. Che poi a me, mo per carità, non è contro le idee, Nikita, però molte volte, per esempio quando sto in live con Andrea, c'è gente che ci viene a commentare dicendo ho fatto la schedina sul Cagliari, mi serve il gol del Cagliari. Ma ovviamente, cioè, secondo la mente di questi, ma a noi ci può fregare qualcosa che a lui gli serve il gol del Cagliari? Oh cazzi tua, perché tutta la gente ha la mania di scrivere quello che gli serve per Fantacalcio o quello che gli serve per la schedina? Non gliene frega un cazzo a nessuno. Cioè, non ce l'ho contro te, Nikita, ovviamente. Però, per farti capire, capito? Cioè, se la vengono a prendere con noi come se noi rappresentassimo il Cagliari in qualche modo. Cioè, rappresentiamo il Cagliari essendo tifosi, però non in quel modo. Ma avete capito? Scusate, raga, ma sto abbastanza stanco che sono andato a lavorare oggi. Mamma mia, sono stanco morto. Però, però domenica si va allo stadio. Che spettacolo. Purtroppo Maran è un difensivista del cazzo, quindi il Cagliari di gol non ne farà molti. Si spera che comunque ne farà abbastanza da poter vincere il più partite possibili. Figurati, comunque lo dicevo perché ci credevo e lo davo vincente, ma ero io il primo a crederci, però purtroppo dopo l'1-1 non abbiamo niente, raga, sono proprio cotto. Già sull'1-0 le occasioni per comunque chiudere ce le abbiamo avute e non l'abbiamo chiusa. Sull'1-1 proprio 0, è normale che va a finire così. Che lavoro fai? Faccio l'addetto mensa nell'asilo e nelle scuole elementari. Faccio il cameriere dei bambini praticamente. Li facciamo, speriamo dei falli. L'importante è farne sempre uno in più rispetto all'avversario. L'importante è sempre quello.
Fino a quando ne fai sempre uno in più. Grande cameriere, eh? Beh, si spera nella salvezza, quello che viene in più è ben accetto, ma non basta la salvezza, stanno. Non basta. Sinceramente, se tu ti salvi soltanto quest'anno con questa squadra, hai fallito. Hai completamente fallito. Io continuerò a ripeterlo fino alla morte. Questa squadra deve andare in Europa League, punto. Non ci stanno altri traguardi. Tu l'anno del centenario non puoi pensare di salvarti soltanto. Cioè, se non ci vai in Europa quest'anno, non ci vai più. Quindi, no, no, non... Porco due la salvezza non esiste. No, no, infatti, tocca andare in Europa, appunto. Mi raccomando, lascia stare le maestre, sta tranquillo. Non corri sto rischio, cioè non corro sto rischio. Poi dipende sempre da che scuola vai, ma la maggior parte delle volte non corro nessun rischio. Anche perché poi, vedi, sono fidanzato, quindi. Non di così, però in che senso? Beh, secondo te perché il Cagliari ha voluto sta squadra? Ma infatti, proprio per quello dico che l'Europa è d'obbligo. Ma anche solo dai preliminari di Europa League, però tocca a Natch. Ok, se no ti piano per frocio. Sono fidanzato da 5 anni, quindi ormai... Ah, ah, che bellezza. No, lei tifa Lazio. Tifa Lazio. Beh, speriamo che si accorga che Maran non è da Cagliari, ma già la partita col Verona si vede. E credo che la reazione avuta nella partita contro il Genoa sia stato soltanto un caso. Meglio della Roma, assolutamente. Assolutamente. Ma io ripeto, era da esonerare già dopo la prima sosta. Già dopo la partita contro l'Inter, secondo me era da esonerare. Ciao Ciccio! Intanto facciamo girare un po' i banner, va. Perché ci sono ancora dubbi su Maran? Io non è che ho dubbi, io ho la piena convinzione che Maran non sia un allenatore da Cagliari, punto. O meglio, non sia un allenatore per questo Cagliari. Non ha la mentalità. È un autista di autobus in mano ad una Ferrari. Esattamente. E sta perennemente col freno a mano tirato. È quello il problema. Quello sbanda, prima o poi sbanda. E se sbanda lui, di conseguenza sbandiamo noi. Però lui comunque il milione in tasca all'anno se lo prende comunque. Noi non ci abbiamo un cazzo. C'è qualche problemino, capito? Ma nemmeno benzina, Don Michele, diesel. Diesel proprio.
tanto al culo andrà sempre e soltanto a noi, perché loro i soldi li continueranno a prendere comunque, comunque, giocatori, allenatori, dirigenti, tutti. Noi non piamo una lira, però comunque gli stiamo appresso, sempre, a prescindere da qualsiasi cosa. A prescindere da tutto e da tutti, noi gli staremo accanto. Gli stavo accanto quando è andata in Serie B, quindi perché non stai accanto adesso? Però vorrei che sia trattata bene, a me è quello che vorrei. Gli diamo pure i soldi, capito? Sono loro che dovrebbero pagare a noi tra un po', invece siamo noi che diamo i soldi. Perché che i giocatori ce li ha, ma l'allenatore non serve nemmeno a zappare l'orto. Più che altro è inadeguato totalmente per questo Cagliari. Posso chiedere come mai questo amore per il Cagliari? Scusami, ma ti seguo da poco. Ma non ti preoccupare, Nikita. Semplicemente mio nonno era sardo e sono diventato del Cagliari. Semplicemente questo. Non ho mai avuto quella smania di tifare una grande squadra, perché comunque considero che sia la Roma, per quanto mi sta sul cazzo, che la Lazio siano delle grandi squadre. Sinceramente non ho mai avuto questo trasporto emotivo nel tifare una grande, perché a me sono sempre piaciute le squadre piccole, ok? Unito a questo c'è il fatto che sì, da bambino dicevo che ero della Roma, della Lazio, queste cose del genere, però quando ho incominciato a ragionare un pochetto, se guardavo la Roma o la Lazio e perdevano, io non è che sentivo qualcosa, pure se vincevano. Il Cagliari invece lo sentivo da morire. E lì c'è stata la conferma. C'è stata la conferma che ero del Cagliari. Prima me ne vergognavo perché avevo paura delle prese in giro. Adesso invece ne vado fiero, a testa alta di che so del Cagliari. Ciao Albi! Ciao bello! E quindi ecco il motivo per cui sono del Cagliari. Che poi ci avevo fatto pure un video, però l'ho fatto i primi tempi in cui avevo aperto il canale. Se non mi sbaglio era tipo luglio-agosto del 2017. Penso che magari tra un po' potrei fare la versione nuova del 2.0, cioè la versione 2.0 di quel video. Comprendo bene, seguire la propria passione sempre, assolutamente. Assolutamente. Ma per me il Cagliari non è passione, è vita. Per me il Cagliari è veramente vita. Non ti preoccupare, io sono genovese, grazie al mitico Riva sono tifoso del Cagliari. Ho sentito di tanta gente che è diventata del Cagliari grazie al rombo di tuono. Si è fatto male Lico Giannis. Perché fino adesso stava bene? È quella la vera domanda. Io seguo il Cagliari dal 92. Io lo seguo da molto, molto tempo dopo. Diciamo che ho incominciato a capirne un po' e a seguire, diciamo, il Cagliari quando salimmo dalla B all'A Zola. Però ho incominciato a seguirlo effettivamente guardandomi proprio le partite dal 2007-2008, proprio dall'intera stagione. E lo seguo da Ultras. Prima o poi ci dovrò venire tanto alla Sardegna Arena. Non me scappate. Ciao Francesco, ciao bello. Arriva una leggenda, forse la più forte al mondo nella storia del calcio. Al mondo non lo so, ma in Italia sicuro. Fatto sta che è attualmente cioè l'unico, è ancora il capocannoniere dell'Italia, quindi
Dai, a Napoli non ha fatto così male. Rimane comunque uno scarparo. Cioè, c'è poco da fa'. Quelle sono veramente braccia tolte all'agricoltura. Io sono nato a Brescia e mi ricordo il Cagliari in B, era un Cagliari Brescia 6-0. Io ho preso per il culo tutte le 5 ore di quel giorno a scuola. Cioè, abbiamo preso la scoppola andata perché abbiamo perso 4-0 a Rigamonti. Però quel ritorno è stato spettacolare. Le soddisfazioni che mi ha tolto. Io di greco conosco solo lo yogurt, non sapevo ci fossero anche calciatori. Anche perché noi con i greci non ci abbiamo avuto tantissima fortuna. Perché va a vedere prima dell'Igo Giannis ci abbiamo avuto Daxidis, che è quello tempo che fa un metro a piedi è finita la partita. E Katergiannakis che lasciamo perdere proprio. Lasciamo perdere il capitolo Katergiannakis perché sfondiamo una porta aperta proprio, guarda. Mamma mia. Quando a Cellino gli gira il culo a fare acquisti del genere, proprio. Solo noi potevamo prendere un portiere del genere. Portiere poi. Portiere nemmeno di condominio poteva farlo il portiere Kater Giannakis. Mamma mia. Imbarazzante. Veramente imbarazzante. Ragazzi. Mamma mia. Oliveira, Francescoli, Herrera. Tanti nomi. Tanti bei nomi. Pascolo. Pascolo io non l'ho visto, quindi non posso giudicare, però mi hanno detto tutti che era uno scarparo. Grande Miro, io ho alle spalle 17 trasferte, 2 a Roma, sarei venuto volentieri, ma economicamente ora come ora non riesco. Ma tranquillo, ti capisco tranquillamente, quindi non ti preoccupare. Tanto ci sarà occasione prima o poi per beccarci. Io ho già sentito qualcuno che ha detto che ci sarà per la partita contro la Roma e a me mi fa piacere perché più gente riesco a conoscere che mi seguite così e più io sono contento. Yelpo su Azov, Pascolo era peggio di Kadir Giannakis, mi affido a quello che dite voi. Fortin, secondo te il più forte portiere del Cagliari? Il più forte? Eh, è scontato dire Albertosi? Mm. Cioè, andando a logica, l'unico che mi viene in mente da dire è Albertosi. Eh, Poi, sinceramente, a me piaceva tanto anche Storari. Non era il migliore, però era un buon portiere. Poi, vabbè, Cragno. Dopo anni che abbiamo avuto dei portieri che rasentavano il ridicolo, fortunatamente ci sta andando bene. Fortino il portiere c'è, che tra l'altro c'ha il 14 come numero di maglia, un genio. Chimenti, Madonna. Io mi ricordo Pantanelli col suo magico cappelletto. Sicuramente ci sarà un bel gruppo di tifosi, spero, spero. Per me Malizia, non lo conosco. Scarpi era un gran portiere, sottovalutato. L'ho vissuto poco, io Scarpi me lo ricordo perché lo trovavo sempre come nelle figurine. Lo trovavo sempre nelle figurine. Vi state scordando il grande Adan, mamma mia Adan. Che tra l'altro adesso poi sta all'Atletico Madrid Adan. Cioè, vi rendete conto? Adan all'Atletico Madrid. Mamma mia. Perché noi c'avevamo pure Gabriel, quello che adesso sta a Lecce.
Hector Carini, mamma mia. Adan me lo sono perso. Adan ha giocato tipo per due partite, te posso dire questo. Ha giocato per due partite Adan. Uno sottovalutato è stato Burkic, secondo me. Ma Burkic era un po' come Avramov, parava, però non era tutto sto granché. Allo stadio stavano facendo la colletta per andare a Roma. Figo. Cavezzi non lo conosco. Io mi scordo sempre come si chiama quello che giocava agli inizi degli anni 2000, che era come me, era più largo che alto. Come cazzo si chiamava? Era tipo mezzo napoletano. Come si chiamava? Con la C sempre. Ciao Christian. No, Iezzo. Non- No, Lupatelli. Lupatelli te lo ricordi? Ti entra in capoccia con quel look. No, era un mezzo napoletano. Ho iniziato da 27 minuti, Christian. Scusate che io vado a cercare. No, non era Franzone. Come si chiamava? Aspettate che lo vado a cercare. Cagliari Calcio. Mettiamo 2005-2006. Oggi guardi Europa League? Non credo, penso che andrò a letto presto, che sono stanco morto. Ma giocava titolare? Non mi ricordo se giocava titolare. Aspetta, mo te dico. Non era questo. Allora, niente, non mi viene in mente come si chiama. No, non era di Bitonto. Mo ve lo dico. No, non era Franzon. Aspettate un attimo, eh. Una cosa per un'altra hai fatto fantacalcio. Sì, sì, lo sto facendo il fantacalcio. Cosa stai cercando? Sto cercando un portiere che amo noi. Ehm, Cominciava per C, io ne so sicuro. Il cognome cominciava per C. E era un portiere che era più largo che alto. Giocò la partita contro la Roma, me lo ricordo, all'Olimpico. Però non mi ricordo in che anno. Che poi ha continuato a giocare e continua a giocare. No, non era Brunner o Brunner. Lo riprenderesti madre al Cagliari? Assolutamente no. Manco sia lui a pagare a me.
lo devo trovare. Da tanto o cosa recente? No, è da tanto. No, non era Marruocco! No, con la C, eccolo. Marruocco. Eccolo, affanculo. Perché c'avevo in mente la C? Marruocco. Ma Madonna mia, Marruocco. Era un qualcosa di allucinante. Era alto 1,50 in punta dei piedi e giocava come portiere. Ma io dico, boh, una cosa allucinante. Cioè, Marruocco era una cosa allucinante. Mamma mia. Mamma mia. Io mi è rimasta impressa una partita contro la Roma in cui fece veramente cagare. Cagare. Non so perché c'avevo in mente che cominciasse con C. Mamma mia. Pelato non mi pare che era pelato. Cioè, non mi ricordo che era pelato. Però era grasso. Era grasso, quello sì. Stava in campo per far numero. Il problema è che stava veramente in campo, cioè giocava. Scusate. Ma Iocchetti era il difensore. Marruocco c'era quando avevamo Giampaolo allenatore. Ci si era rotto pure il portaboracce per schierare a Marruocco, cioè. Non c'avevamo proprio nessuno, nemmeno un passante che passava davanti a Seminello, perché a chi piaceva l'Arrivei? A me l'Arrivei non è mai piaciuto, però mi è rimasto nel cuore dopo quella rissa. Dopo quella rissa penso sia entrato nel cuore di tutti l'Arrivei. E dopo i 3 gol al Napoli. Ne abbiamo presi pure 6, però gliene ha fatti 3. L'Onstrup non me lo ricordo assolutamente. Però l'ho visto bene e tanto pelato non era, me lo ricordavo diverso. Io ho una sua immagine impressa che è bruttissima. Aspettate un attimo. Ecco. Laner. Io non l'ho vissuto il Cagliari del 2006, ma mi ricordo di Esposito. Vabbè, Esposito era tanta roba. Laner un mito. Laner non me lo ricordo. Lo conosco di nome, ma non me lo ricordo. Tinkler non lo conosco proprio. Pegnalba idem. Vega l'ho sentito. Io mi ricordo. Vega, no Vega. Mi ricordo. Ti ricordi di Fini? Mamma mia, Michelino mio. Michelino mio. C'ha quel tiro da fuori che mi faceva impazzire, Michelino. Grande Michelino. L'Aria aveva fatto anche un gol da centrocampo di sinistro di pallonetto. Non me lo ricordo minimamente. Quell'anno c'era anche Biondini. Biondini, secondo me, è stato uno dei giocatori che ancora mi chiedo come ha fatto a diventare tale. Cioè, a me non mi è mai piaciuto Biondini. Ibarbo e Ibarbo. Ibarbo era l'uomo più stabile al mondo con 3 gambe.
Larry non segnava mai, Marco Pagandolo, cazzo, quello è vero. Ramon Vega, non me lo ricordavo, io mi ricordavo Bega. Mi confermate c'era anche Bega con il Cagliari, nel Cagliari di Zola? Perché io mi ricordo un Bega e vorrei capire se era effettivamente esistito un Bega. Chi c'era al San Paolo contro il Piacenza? Il grande Tovalieri? Io non potevo esserci sicuramente. Ancora dovevo nascere. No, aspetta, 97? Era il 97? Ciao Alea, ciao bello. Eppure Pennino ha giocato con noi all'Atalanta, con il Genoa e con il Sassuolo. E adesso gioca col Cesena. Adrian, no Adriano, credo tu intendi. Sì, Bega numero 4, Iannizzo. Ah, ok, no, perché io mi stavo a confondere con lui. Ecco perché. Adrian. Adrian secondo me era un talento. Io sono convinto che secondo me era un talento. Perché dopo anni io ero riuscito a vedere uno del Cagliari che dribblava, che era un qualcosa di allucinante. Era un talento, però secondo me non è fatto per giocare in Italia. Quello è un giocatore classico brasiliano, che deve nascere, crescere e morire in Brasile, perché in Europa non può fa bene. Di che si parla oggi? Di un po' di tutto, come sempre, Ale. Poi un ritorno che mi fa piacere è quello di ragazzo. Io semplicemente, cioè, lo devo ancora inquadrare bene, ragazzo. Perché dopo quel botto di anni tra Serie B e Serie C devo ancora capire se può giocare a livello della Serie A. Il Kabir, mamma mia. Come l'avevano chiamato l'Ibrahimovic marocchino. Oddio mio. Solo noi se lo volevamo prendere. Dovevamo tenerci Ibrahimi. Ibrahimi è tanta roba. Ericsson, Fabbro Ferraio Ericsson, mamma mia. Io lo amavo quel giocatore. A me tutti i giocatori rozzi mi fanno impazzire. I giocatori alla Gattuso. Ericsson era un fabbro. Era un fabbro Ericsson. C'ha la tecnica calcistica di un macellaio, più o meno. Ma a me mi faceva impazzire. Mi faceva impazzire. Sì, era quello svedese Ericsson. Becca giocava con Maltagliati in difesa e Bizera. Che ricordi? Un poco. Che ha segnato recentemente, non mi ricordo se in Europa League o in Champions. Dipende da quello che fa da che competizione fa il Braga. Che poi tra l'altro un poco gioca con Mianghè. Che il Braga, il Liegi. Ekdal. Albin Ekdal. Che finaccia che ha fatto la Samp. Era meglio se rimaneva a Amburgo. Lo Sporting Braga è in Europa League. Ma non mi pare che sta in Portogallo un poco. Infatti in poco stanno Standard Liegi. Gioca insieme a Mianghè. Sivakov. Zebina era un macellaio. Io non mi ricordo Zebinar Cagliari. Ah, ecco, regà, vi devo dire una cosa. Vi devo dire una cosa. Allora, ehm, Maielé me lo ricordo per il fatto che è morto, se non mi sbaglio, se è lui. Quello che è morto quando giocava col Chievo. De incidente, mi pare. No, Dal fece tripletta contro l'Inter.
Ah, c'è pure Cioppa a Liegi. Ah no, va bene. Comunque, di questa cosa prima che mi scordo. Purtroppo io ho praticamente finito la terza stagione di Way, dovrei soltanto registrarla. Il problema è che praticamente mi si è rotta la fotocamera, ok? E non è che si è rotta, nel senso funziona. Il problema è che non registra più di 10 minuti di video, perché dopo il file si corrompe. E quindi non posso più registrare episodi di Way, purtroppo. E quindi bisognerà aspettare un bel po', ragazzi, per la terza stagione. Bisognerà aspettare un bel po', perché non so quando potrò prendermi una fotocamera nuova. Era per dirvelo. Si era morto in incidente e stava andando a vedere una partita, ok, mi ricordavo. Piniglia, beh. Piniglia e Piniglia. Secondo me Osbauer non era così malvagio. Avenatti. Ancora campa Avenatti. Gillet. Ma Gillet c'ha 50 anni. Che fa? Gioca con la prostata infiammata? Andiamo bene. Osvaldo a me mi è sempre piaciuto. Peccato che è un montato. Però non era male. Non era male. Loria. Loria, per carità di Dio. Tabanelli. Tabanelli adesso che se la comanda a Lecce. Insieme a Farias. Magico Andrea Tabanelli. Cassano è un altro montato. Taxidis, mamma mia. Il paragone perfetto per Taxidis è Internet Explorer. Cioè, sono proprio identici. Mentre lui stava a cercare di entrare in campo, la partita era già finita. Mai visto un giocatore più lento di Taxidis. C'ha veramente i riflessi di un bradipo. Cioè, non è umana una cosa del genere. Cioè, un cristiano non può essere così lento. Ciao Vincenzo. Sì, esatto. Taxidis giocava da fermo. Fermo, da fermo. Che poi se doveva giocare a golf, Taxidis era perfetto. Ciao Chris, ma va tranquillo, non ti preoccupare. Tutto a posto, vincete? Tutto bene? Immagino. Sì, avevamo anche Diachite, Mobido Diachite, ex Lazio. Secondo me Cacciatore è uno scarpone. Ci ha illuso l'anno scorso.
Taxidis era più veloce di Mennea, sì, quando stava a dormire. Poi si svegliava e capiva che era un sogno. Mamma mia. Che poi non era nemmeno malvagio come giocatore, ma era di un lento. Di un lento. Madonna. Longo lasciamo perdere. Lasciamo proprio perdere. Crisedig, dove è andato non è che abbia fatto tutto sto granché. Sì, ho visto Vincenzo, grazie. Avevamo un buonissimo difensore come Kranic e non l'abbiamo tenuto. A me non mi ha mai fatto impazzire, sinceramente. Preferivo Salamon. Kosovo, vabbè. Mi dispiace solo che abbia dovuto fare quell'ultimo anno così, perché si è rovinato un pochetto, però grande uomo e grande giocatore. Grazie, Vince. Il Pereg. Mamma mia, il Pereg. Ma insomma, pure Capuano. Il Frosinone c'ha quasi tutti i giocatori, cioè quasi tutti, c'ha un bel po' di giocatori del Cagliari, quelli da retrocessione, e è retrocesso pure il Frosinone. Cosso è un idolo, Michel. Da te piove, da me stanno facendo i temporali. Da me ha piovuto stamattina, cioè stamattina verso mezzogiorno l'una, ha fatto un paio di tuoni, ha diluviato per 10 minuti e poi ha smesso. Però adesso non sta piovendo. Stasera c'è il Basilea, sì, contro il Trabzonspor. Però sinceramente non gli sto nemmeno più di tanto appresso. Non è che me lo guardo più di tanto. Sinceramente a me delle competizioni europee me ne sbatte il cazzo fino a quando non ci giochiamo noi. Mi guardo giusto le finali e le partite ogni tanto, però. Parola. Parolo. No, parola. Parola, sì. Parolo sta a Lazio. Anche da me stamattina verso le 6 di mattina. Balzano sta infortunato. Tra l'altro Pescara che sta con Balzano e Del Grosso. Uno più scarso dell'altro sulle fasce. Chissà il padre di Conti quante bestemmie gli aveva tirato dopo i gol che segnava. Mamma mia, capitano, mio capitano. Che bellezza. Bellissimo. Veramente bellissimo. Grassadonia no, non me lo ricordo perché ero piccolo. Se il Basilea dovesse arrivare ai quarti di finale di Champions lo guarderesti? Sì, ma non è che mi importerebbe più di tanto, capito? Cioè, lo simpatizzo il Basilea, però non come simpatizzo il Valencia, il Real e un botto di altre squadre, però non è che gli sto presso, io sto presso solo al Cagliari, solo al Cagliari, perché è l'unica squadra di cui mi importa veramente. Il Totti del Cagliari, Conte, esatto, in un ruolo diverso, però
Io sto facendo la carriera del Napoli, stavo per comprare Pavoletti per 82 milioni. Minchia. Tutti con fifamenti, regà. Oh. Niente, io sono decisamente l'unico stronzo che è rimasto con FIFA 15. Zola, Matrice, età, imprendibile. Mamma mia, che poi Cedà segnava sempre da calcio d'angolo. Oh, era basso, ma segnava sempre da calcio d'angolo. Avete visto il filo del gol di Conti in primavera? Io ancora non ho visto. Grande Miro Cuore Rosso Blu. Grande Christian. Ti piacerebbe un ritorno di Piniglia? Ormai no, è troppo vecchio. Secondo me non ce la farebbe. Ormai se gioca fisso, gioca e mi pare che non è nemmeno titolare nella Serie B cilena. Poi stavo per comprare CR7 per 97 milioni. Me coglioni. CR7 ci sta bene, dai. Voglio tatuarmi curva nord sul braccio e sotto lo stemma del Cagliari. Invece te voglio far vedere quello che prima o poi mi vorrei tatuare io. Mo te lo faccio vedere. Allora. Presa sbadigliamo. Scusate ragazzi, non si dovrebbe sbadigliare senza la mano davanti, ma io sono maleducato. Ieri Liverpool 4 del Salisburgo e io sto a Salisburgo stavo a fare il compaccio ad Anfield. Ma sti cazzi il Salisburgo magari fallisce. Mi sta proprio sui coglioni qua la squadra, guarda. Ok. Tu che avessi scelto da Simeone e De Frel, sinceramente avrei puntato di più su De Frel. Però adesso sono contento che c'è sta Simeone. Metti la maglia con lo stemma del Cagliari. Quella sta dell'anno, non me la andando a cambiare. Sono stanco, scusa, Vince. Comunque questo è il tatuaggio che cioè, è quello che vorrei tatuarmi. Sì, l'ho detto, tutte le squadre che hanno Red Bull prima del nome vorrei che fallissero. Sì, sì. Questo prima o poi sarà un mio tatuaggio. Questo me lo voglio fa qua, sull'avambraccio. Per forza qua perché qua c'ho questo. Quindi per forza qua. Me lo voglio fa. Sia lui che Gigi Riva. Ciao Music! Sei pronto per il tuo derby? Diciamo di sì, dai. A Francesco ho risposto involontariamente perché ancora mi doveva arrivare il commento. Comunque, ripeto, qui. Me lo voglio fare sull'avambraccio. Da una parte Conti e dall'altra Gigi Riva. Ma prima o poi me lo dovrò fare. Oh, Fabri, come stai? Ti sei risollevato un pochetto? Ciao Gabri, se vinciamo a Roma lo fai?
Vorrei poterlo fare, ma non ho i soldi. Costa un botto il tatuaggio. È un tatuatore buono. Tatuatore buono volendo ce l'ho. Che tra l'altro fa pure le coreografie per la Lazio. Però so sorti che io non c'ho, ma proprio zero. Un po' così la vita. Ah, la vita va avanti. Quello sì, Fabri. Spero di vederti un giorno. Lo spero anch'io, Michele, che prima o poi possa incontrare tutti voi. Lo spero tanto anch'io. Mo non so se per esempio Fabrizio ci sarà domenica, però se ci sarà, magari una chiacchierata se la famo. Anche perché qualcuno su Facebook, sì, su Facebook, su Instagram mi ha risposto e mi ha detto che ci sarà. Quindi con qualcuno una chiacchierata me la farò sicuramente. Spero che ci sta più gente possibile. Lo so, Vincenzo, anche perché purtroppo non penso che riuscirò mai ad andare a Napoli. Hai mai visto un tuo fan dal vivo? Partendo dal presupposto che io non ho fan perché non sono uno YouTuber, ok? Mm, no, non ho mai visto dal vivo persone che mi conoscono tramite YouTube, ok? Mettiamola così. Se Sassuolo scende a fine stagione prendiamo anche le Frella. Spero magari in Curva Nord alla Sardegna Arena. Chissà, per adesso non credo. Magari io vorrei andare in trasferta. Se abiti in Sardegna, per te ogni trasferta è ostica, perché comunque costa parecchio. La cosa bella è che io volendo potrei farmi 2 trasferte all'anno, cioè 2 trasferte, per me sono partite in casa, però comunque trasferte, però non me ne faccio manco una. Io sono stato a San Paolo, ho perso 1-0, gol del Pampasosa. Vecchiotta. Ci sarà Cagliari Pogon. Sai qualcosa su questa squadra? Tranne il fatto che era la squadra dove ha giocato Valukiewicz, assolutamente nulla. E che i colori sociali sono il rosso e il blu. E che è polacca. A parte quello, non conosco niente del Pogon. Chi preferisci, Salisburgo o Napoli? Napoli, ovviamente. Mai fatto una trasferta, purtroppo. E io ho fatto solo trasferte, pensa un po'. Io posso dirti che non ho mai fatto una partita in casa, purtroppo. Lo so, mi costerebbe tanto, una volta la vorrei fare. Sicuramente so cose da fare, però so cose da fare quando uno ha pure la possibilità di farle, perché comunque ti paghiamo la trasferta alla Sardegna Arena. Non sei il primo che me lo propone, Francesco, e ti ringrazio. Però, ripeto, ho aperto il canale YouTube apposta per cercare di pagarmi questi, diciamo, vizi, però non voglio che me la paghiate interamente voi. Secondo te qual è il difensore più forte d'Europa? I primi tre. Il primo è Van Dijk, Vancazzo. Il secondo è Chiellini e il terzo KK, Kalidou Koulibaly. Vedi, mi ha letto una mente Vincenzo. Secondo me sono i tre più forti.
Sei mai stato in Sardegna? Non allo stadio, intendo. No, mai stato in Sardegna. Napoli, Piacenza, Pisa, Cremona, Milano, Bologna, Cagliari, Firenze. Le mie trasferte. Io invece me ne sono fatte solo a Roma e una volta a Siena, perché prima ci abitava mio cugino a Siena e ci siamo andati a vedere la partita del Cagliari a Siena, perché se no nemmeno quella di Siena mi facevo. Partita tra l'altro bruttissima, finita 0-0, mamma mia. Vabbè che il biglietto mi era costato 5 euro. Comunque no, mai stato in Sardegna purtroppo. Come facciamo? Con il Torino non abbiamo difensori. E in effetti state messi un po' male. A livello centrali, Koulibaly deve scontare la squalifica. Maximovic mi pare si è rotto. Idem no, Manolas forse pure si è rotto. Mario Rui si è fatto male. Stare nella merda in difesa. Stare nella merda. Invece ci ha ucciso tutti i giocatori. Alcuni ce l'avete già uccisi da prima. Non è stato soltanto il Brescia. Un giorno sarai nostro ospite, promesso. Grazie Francesco. Spero possa accadere il prima possibile, perché è una grave, una grave, grave mancanza la mia. Una partita di Europa League sta già giocando, sono Astana Partizan. Partite di alta caratura proprio. Hai visto il bel gol di Suarez ieri? Anche se non sappiamo che non ti interessa tanto del Barcellona. Ma infatti non mi interessa, è che proprio del Barcellona ne sbatte il cazzo, perché mi sta pure sul cazzo a me il Barcellona, quindi... No, non l'ho visto, non ho visto la partita proprio quella con l'Inter, non ho visto nemmeno gli highlights, ma non mi interessa nemmeno guardarli, sinceramente. Non è una competizione che possa suscitare il mio interesse a meno che non sia una finale. Ma con la cessione di Romagna non sarebbe dovuto arrivare col Daniga a Cagliari? Che ne so, non sappiamo nemmeno come è stato ceduto Romagna. Perché tutti dicono obbligo, ma il signor del Cagliari parlò di diritto di riscatto a favore del Sassuolo, quindi sta vedendo sta verità. Mio nonno dice sempre che a Insigne te ne devi andare, c'ha le gambe di ricotta. Mo prendo io Insigne, magari venisse al Cagliari. Ciao Destrox, ciao bello. Comunque Albi ti ho risposto al commento, non so se l'hai visto. Mi puoi trovare facilmente su Facebook. Non sto nascosto. Secondo te abbiamo qualche possibilità di andare in Europa League? Assolutamente sì, specialmente se cambiamo allenatore. Se cambiamo allenatore ancora di più. Magari ci casca, mamma mia. Che ha fatto Insigne? Ma non lo so. Ho saputo solo che è stato messo in tribuna. Però non so se c'è qualche motivo dietro. L'altro giorno c'era la noi diretta alle 8 che ha intervistato Raja al Poetto. Bella gnocca, vero? Beh. Beh. Tanta roba. Ma io non ho mai capito una cosa. Voi che siete sardi e che abitate a Cagliari. Il Poetto è una spiaggia soltanto o è una zona intera?
Perché io non l'ho mai capito, ma mai. Comunque, hai visto la figura di merda in Champions dell'Atalanta? Io non l'ho vista, ho saputo che ha perso all'ultimo. Hai sbagliato, Insigne lo vuole il Liverpool. Il Liverpool non deve romper cazzo. Tra Diletta e Miriam Leone, che spettacolo. Buon intenditore, eh? È una spiaggia che si estende per circa 3 km. Ah, ok. Ecco, è un litorale, una spiaggia di 7 km. La Madonna. Quindi è una spiaggia soltanto, non è un quartiere intero. Abbiamo possibilità di andare in Europa League anche con la collaborazione del Milan, ma il Milan collabora con tutti, adesso come adesso. Aiuta squadre di merda a salvarsi. Boh, vabbè. Sì, esatto, 7 km più precisamente, e comprende pure, ha ragione lui. No, cancella il commento, giustamente. Si allenava il Cagliari al Poetto. Ah, vedi che figo. È un litorale, c'è pure il porto lì vicino. Sì, ma era solo per capire se era soltanto una spiaggia o era anche una zona, capito? Perché per esempio tutti dicono Ostia e magari pensano che Ostia è una spiaggia sola, ma Ostia è una zona, capito? Per dite. Tutti hanno detto sì, mo il Cagliari perderà tutte le partite. Speriamo di no, eh. Ho sbagliato scrivendo, scusa, ma ci mancherebbe solo che non riuscivo a capire. Ho sputato tutto quello che potevo sputare. Magari qualcuno, dopo la canzone Ostia Beach, magari qualcuno pensa che Ostia può essere una spiaggia quando in realtà è una zona. Amico, volevo scusarmi se l'altro giorno ho sbagliato il tuo nome, ma io non uso social, ho sbagliato solo una lettera, ho Amir al posto di Samir. Ma non ti preoccupare, Destro, vedi, sono dislessico pure io. Non ti preoccupare, era per precisare, capito? Non è che te volevo far sentire in colpa o cose del genere. No, è solo una spiaggia, ok, perfetto. Era per capire. Ci ho sempre avuto sta domanda in mente, mi sono sempre scordata di farla. Voglio assolutamente fare un salto al famoso castello, comunque. No, ma hai fatto bene, almeno lo so. Non ti preoccupare, tanto l'ho fatto giusto per precisazione, però mo te lo devi ricordare, che poi ti interrogo. Vorresti vivere più a Roma o a Cagliari in Sardegna? Sinceramente io sono romano, quindi preferirei vivere più a Roma, però vorrei essere comunque anche un cagliaritano, perché è anche quella la mia casa, oltre a Roma, secondo me. E vorrei provare ad andarci, vorrei vivermi per un po' Cagliari, sinceramente. In realtà al Poetto ci sono case e villette, la zona si chiama Quartiere del Sole. Ah, ok. Comunque quando verrai a Cagliari sarà una delle prime cose che vedrai il Poetto. Sicuramente. Poi me voglio fare tutto, me la voglio girare tutta Cagliari. Tutta, tutta, tutta. Voglio entrare pure dentro le case, non mi frega un cazzo. Però me la voglio vedere tutta.
Comunque ti sta facendo del male alla salute. Ah, con la sigaretta, dici? Cioè, questa tra un po' con tutta la merda che c'è sta in giro mi fa più bene che male. Ma il famoso castello dove sta? Che io non so com'è fatta Cagliari, quindi sì, Roma è bellissima, perché io anche se sono sardo vorrei vivere a Roma. Famo a scambio per un pochetto, Francè? Sarebbe bello una rimpatriata tra di noi. Mi piacerebbe organizzarla. Lo so, ma ti stai facendo male alla salute. Ripeto, con tutta la merda che c'è in giro, queste tra un po' mi fanno più bene che male. Non ti preoccupare, Vince. Io adesso sono in zona terrapieno a rilassarmi. Chiedi agli utenti, si vede tutta la città. Ragazzi, mi spiegate che zona è terrapieno? Me la raccontate? Che lavoro fai, Miro? Lavoro in una scuola elementare, cioè in una scuola elementare, faccio l'addetto mensa negli asili e nelle scuole elementari. Praticamente faccio il jolly, dove manca qualcuno in qualche mensa mi chiamano a me. Infatti io lavoro a chiamata, non sono fisso. Per esempio, oggi è 3, è giovedì. A me ieri, martedì e lunedì non mi hanno chiamato. Oggi mi hanno chiamato e domani pure. Sai parlare in dialetto napoletano? Assolutamente no. A me piacerebbe più l'Interland di Roma. Cioè, non so come rispondere perché te potrei dire pure io, però è talmente tanta la voglia di vivere a Cagliari, di vederla, vederla. Che poi io so pieno di foto. Sì, là sì, c'ho tutte foto dei Cagliari, del vecchio Sant'Elia, del Golfo di Cagliari, quella mi pare sia Selargius, mi pare di leggere Selargius, ma non so sicuro, Villa Simius. So pieno le cose della Sardegna. La cosa bella è che non ne ho mai vista una dal vivo, quindi è bellissima come cosa. Io abito in un paese non tanto lontano da Cagliari, anche da noi c'è un castello. Io da grande farò il giardiniere, se per caso vuoi una mano con le piante chiamami, va bene? Un giorno mi piacerebbe se venissi, piacerebbe tanto anche a me. Fammi levare sto banner che poi pare che chiedo i sordi. Che zona vivi? Io sono stato per un po' in zona Termini. Io vivo alla Magliana, Roma Sud, per farvi capire. Tu pensa che la parte più alta in assoluto di Cagliari è la torre di San Pancrazio. La torre di San Faragò, 130 metri se non erro. Che figo. Ti piacciono i peperoni? Nì. Popolina d'Oristano è bella, certo dallo stadio ci vuole un pochino. Ma io me la voglio girare tutta, me la voglio girare tutta. Io vorrei essere uno di quelli che in Sardegna ci va sempre, non solo d'estate, che non la tratta come solo un luogo di villeggiatura. Io penso sono uno di quelli che gli porterebbe più rispetto, no, a quella città, cioè a quella terra, non solo a quella città. Coi guanti proprio, coi guanti. Perché secondo me chi ci va lì soltanto in vacanza ci va perché il mare è bello e basta. Ma non c'ha rispetto per la vera e propria terra, secondo me. Io invece coi guanti, coi guanti.
Mi metterei i fazzoletti sotto alle scarpe per paura di camminare sulla strada. La Sardegna non è solo mare come dicono, quello è assolutamente, assolutamente. Per questo io me la voglio girare tutta. La tratterei veramente coi guanti. Se pianto un seme di peperone in un vaso, cresce? Boh, penso di sì, non lo so. Sei tu il giardiniere, no io. Se vieni a Cagliari la prima cosa che ti consiglierei è il panino del caddozzone al poetto e birretta e Cnusa, non filtrata. Secondo me se vieni è finita, ti trasferisci al 100%. Sarebbe bello, sarebbe bellissimo. Vieni a Napoli, così c'è il sole, la pizza e il mare. Non metto in dubbio che Napoli sia bella, Vincenzo, però capisci che per me Cagliari e la Sardegna sono la priorità in assoluto. Vedere Cagliari è... Sì, immaginavo che fosse tipo lo zozzone da noi, Fabri. Immaginavo. Ma Fabri, non mi hai risposto prima, ma tu ci stai domenica? Vieni? La Sardegna non è terra di pastore come certi continentali sono portati a pensare. Ma lo pensa chi fa di tutta l'erba un fascio. Sinceramente, chi ci insulta dicendoci che siamo pastori, che ci scopiamo le pecore o cose del genere, a me fa ridere. Perché mi fa capire quanto può essere deficiente. Perché sono deficienti. Come si dice in questi casi, non ti curar di loro, ma guarda e passa e vai avanti. Non so molto filosofico, però avete capito il senso, no? Guarda che c'è anche il Vesuvio che ti fa ombra, non lo metto in dubbio, però Cagliari è Cagliari. Ieri ho visto Raja in via Garibaldi, era con la figlioletta seduta al bar. Gli ho dato il 5 senza essere invadente. Che spettacolo. Cioè cammini e te trovi Nainggolan. Che poi volendo avrei potuto beccarlo anch'io a Roma, ma a Roma è sterminata, va sapendo cazzo abita Nainggolan. Lavoro, sto chiedendo il cambio turno, ma ormai mortacci loro. Cazzo. Speravo de beccate. Hai 4 like ora, ne hai 5, l'ho messo io, grazie. Quando vieni a Salluri devi assaggiare i Malloreddu su. Va bene. Sei mai stato con i tifosi romani? Che cosa dicono di noi? C'è chi ci critica, c'è chi ci insulta e c'è chi ci rispetta, come un po' tutti. Che poi loro sono i primi che vengono da noi in vacanza. A me è quello che mi dà fastidio poi, capito? Che poi mi chiedo cosa c'è di male ad essere pastori. Se viene fatto a livello aziendale serve per dare lavoro ai giovani. Ma è l'ignoranza che li precede, Albi. Ripeto, i deficienti non bisogna nemmeno tenerli in conto. Tu invece cerca di corrompere lo steward. Ma ho letto sul sito del Cagliari che è una partita a cui non serve la tessera del tifoso, quindi potrei entrare tranquillamente. Hai saputo della morte di Squinzi, presidente del Sassuolo? Sì, ma con tutto rispetto per quanto concerne la morte, me ne sbatte il cazzo. Ripeto, sembrerò cattivo, ma ci stanno morti che secondo me sono molto più importanti. Questo non mi ha riguardato più di tanto, non mi ha fatto effetto, non mi ha colpito. Sinceramente non mi interessa. Ne muoiono tante le persone al giorno. Lascia il tempo che trova.
Così come è morto Sensi, così come è morto Carrone. Non mi ha toccato. Sarò stronzo, però sono sincero. Che vedevo di? Così no, oh, io so così. Sono sincero. Oh, a me non me ne frega un cazzo prima, non è che devo adesso fa quello che piagne perché è morto, non me ne frega un cazzo prima, non me ne frega un cazzo adesso. Anzi, so più stronzo se faccio finta che me ne importa adesso. Conosci SCP-096? No. Ci rispettano almeno i miei amici, però è vero, io da sardo lo accuso. Certo, altra bella notizia, potevo andare al settore ospite. No, no, giustamente sei sincero. Raga, tanto io certe volte me ne rendo conto, posso essere talmente sincero da risultare stronzo. Però è più forte di me, cioè non gliela faccio a dire cazzate. Purtroppo io parlo come magno. Cioè, se devo scrivere le cose posso essere molto aulico nello scrivere, ma nel parlare so rozzo, so sincero. Oh, ne muoiono tanti dei cristiani. Come c'è chi ha gente ad alcuni, per esempio la morte di Testori non gliene poteva fregare un cazzo. Come è giusto che sia. A me ovviamente mi ha toccato molto, molto la morte di Astori. E a me, per esempio, la morte di Squincy cioè non mi è cambiato, non mi cambiava niente prima che era vivo, non mi cambia niente adesso che è morto. Quindi di cosa parliamo? A Cagliari i commercianti sono quasi tutti napoletani e parlano in sardo cagliaritano con l'accento napoletano. Mamma mia, che miscuglio. Ciao Mattix, ma era per di vincere, per far capire, per rendere meglio il concetto. Tanto scusate un attimo, ma rispondo a Ghiottone su Instagram. Tanto cazzo, siamo ancora al 14. Figo. Vorresti vincere Roma Cagliari 1-0 o Roma Cagliari 3-0? Conta poco quanto. Sono birilli quelli dietro di te? Quali? Non ci sono birilli dietro di me. Manda i saluti dell'asso di Roma. Tranquillo, non lo faccio, Destrox. Non lo faccio, tranquillo. Alessio, penso si sia notato che sono di Roma. Ho un leggerissimo accento. È pieno a Napoli è pieno a Napoli di cagliaritani, quelli sopra il mobile. Ma tu dici questi? Questi qua? È pieno a Napoli di cagliaritani. Peccato
per la loro simpatia. Parlo dello spareggio del 97. Ora allo stadio ci hanno tirato di tutto. Brutta storia, purtroppo. No, non so birilli, so bicchieri. So bicchieri e dentro c'è tipo la frutta finta. Comunque ragazzi sto ancora per 2-3 minuti e poi stacco che devo andare. Che sto stanco morto. Mamma mia. Quella porta di vedere sfondala con un bicchiere. Quella si sfonda pure se soffio. Io avevo 14 anni e ero andato al porto a vedere la Tirrenia tutta rosso-blu. Non puoi capire i brividi. Ma se sei di Roma perché tifi Cagliari? Ma i sardi perché tifano Inter, Milan, Juve? C'è chi tifa Roma addirittura? Perché? Voglio vedere che mi rispondi. Sono curioso. L'unica cosa che devi fare è andare a Cagliari Store a Elmas. A guardà, perché tanto al Cagliari Store quello posso fare, c'è una lira. Barboneggio. Mi metto là fuori a chiedere l'elemosina per comprarmi qualcosa del Cagliari. Anzi che c'ho la giacchetta del Cagliari, che qualcosa ce l'ho del Cagliari. Stava a scherzare Alessio comunque, so del Cagliari perché mio nonno era sardo e quindi sono del Cagliari, ecco perché. Grazie, vince tanto, mo che ore so? Eh sì, sono quasi le 7. Penso che sia arrivata l'ora di staccare. I piccoli gadget non ce l'ho, c'ho qualcosa di vestiario, ma piccoli gadget non ce li ho purtroppo. Tipo io ho sempre sognato di averci un accendino del Cagliari. Non mi chiedete perché. Quanto vorrei un accendino del Cagliari. Mi devi solo spiegare una cosa, ma perché cazzo da piccolo simpatizzavi Ternana? Perché mi piacevano i colori, che poi adesso mi fanno schifo, è quella la cosa bella. Però all'epoca mi piaceva il rosso e il verde, e quindi la simpatizzavo. Se vuoi te la spedisco una sciarpa. No, le sciarpe ce l'ho, grazie Albi. Le sciarpe ce l'ho. Ci sentiamo dopo la partita, assolutamente. Perché non ti lasci la barba molto lunga? Perché a parte che adesso ancora deve crescere bene, e poi perché non è che a me mi cresce più di tanto la barba, che poi se tu vedi non è fatta bene, cioè c'ho i buchi, qua ce n'ho di meno, no, o qua ce n'ho di meno, c'ho la barba un po' il cazzo di cane. Non esiste un Cagliari Point a Roma, ma de che? Ma de che? Ma magari, assolutamente no. Te lo regalo io, prometto, ma non ti preoccupare, Francesco. Intanto qui il cielo è diventato nero. Mio cugino in Sardegna mi ricordò l'accendino, dietro c'era il 22 di Borriello, è nuovo. Ecco, io quell'accendino non lo vorrei usare però, perché va bene tutto, ma il 22 di Borriello no. No, proprio no. Fammi andare a vedere, intanto scusate, giusto per controllare. Allora, una curiosità mia, se il sito del Cagliari, perché io mi ricordo che c'ha l'accendino, però voglio vedere quanto costa. Minchia, Sequel fa la tua età e zero barba. Vabbè, non... dipende pure, eh. Io per esempio ho più baffi che barba.
Infatti quando mi rado, i baffi me li lascio e me lascio qua il coso alla David Villa. Benvenuto, tifoso. Allora, shop. Fammi vedere. Madò, quanto è bella sta felpetta. Cioè, ma quanto può essere bella sta felpetta? Ciao, Ince. Alla prossima. Quanto può essere bella quella felpetta? Allora, andiamo qua. Accessori. Starà su accessori, presumo. Lo zainetto, il cappelletto. Minchia, però, che prezzi che fanno. L'orologio, il borsello, il braccialetto. Minchia, un braccialetto di gomma 5 euro. Non c'hanno l'accendino. Pure la penna, che figo. Madonna, vedi il bello di abita a Cagliari? Che puoi trovare la roba del Cagliari. E... Su accessori non c'è un cazzo. Accessori per la cucina. Che cazzo è? No, vabbè, pure lo zerbino. No, le tazzine. No, le tazzine no. Le tazzine in un modo ade fa le tazzine del caffè del Cagliari. No. Idee regalo gadget, starà qui. È l'app del Cagliari. Neanche la Nike ci sponsorizza, costa un boato. Oppure la tazzina. No, vabbè. Il magnete. Braccialetti. Il CD De Castro. Magnete. Il carrello da spesa. No, non c'è un cazzo. Ma a parte le calamite, ma c'hai un accendino? I gagliardetti, i portachiavi. Oh, eccolo l'accendino. 2 euro. Che spettacolo. Voglio pure ombrello. Che figata, che non te fracichi. Con sto ombrello non te puoi fracicare. Bellissimo. Ma pure accendino. L'accendino del Cagliari qua lo trovi anche nei market e in qualsiasi tabacchino, non solo negli store ufficiali. E vabbè, mi piacerebbe prendermelo, ma non c'ho i soldi e poi costa 7,90 € la spedizione. Andrei a spendere 9,90 € per un accendino. Non mi pare proprio il caso. Pure ombrello. Ombrello è fighissimo. Ombrello lo devo comprare perché questo è un ombrello come Cristo comanda. Che è fatto così, che così almeno la pioggia non te schizza. Questo è l'accendino, non si può zoomare, vabbè. Questo è l'accendino che c'hanno. Ma a me mi frega un cazzo. No, Destrox, non ti preoccupare. Qual è il tuo attore comico romano preferito? Verdone. Tutta la vita Verdone. Regà, io direi di... Da te a Roma nei negozi non c'è proprio nulla del Cagliari. Se magari, magari ci fosse qualcosa del Cagliari. Magari. Nessun negozio c'ha roba del Cagliari, nessuno. C'hanno tutte cose delle grandi, delle big, delle sette sorelle, ma del Cagliari proprio niente. Comunque, ragazzi, che vi devo dire? È stato bello stare in compagnia con voi anche questo pomeriggio.
ve l'avevo promesso che avremmo fatto un'altra live e l'abbiamo fatta, anche se volevo farla cominciare un po' prima, però c'ho avuto un paio di contrattempi. Ci stanno pure i capelli e Giulini, quelli sono rari, quelli sono molto rari. E niente ragazzi, vi ringrazio per avermi fatto compagnia, spero di riuscire a beccare qualcuno di voi domenica se ci sarà, scusate, altrimenti ci ribecchiamo qui con il video post partita dopo che sono tornato allo stadio e se riesco pure con il vlog della partita. Detto questo, se salutiamo, bella, ciao regà.